Noi siamo qui puntuali come tutti i giorni e io come tutti i giorni sono molto felice di incontrarvi. Ma chi è venuto a trovarmi? Veramente un grande personaggio. Io di solito dico delle cose roboanti e qualcuno magari mi sgrida, ma oggi non basterebbero gli aggettivi per presentarvi questa donna eccezionale che è Maria Carta. Ciao Maria! Grazie cara di essere qua, ciao! Sono molto felice di essere qui oggi con te. Davvero Sì, Maria? sì, Io sono sì, emozionatissima. Anch'io. Oh signora dell'SFM! Cerchiamo di sbloccarci, dammi le mani. Ecco, dammi le mani, sentiamo così. Ecco, le mie sono un pochino più... Ciao Maria, che Ciao. bello questo incontro tra la Lombardia e la Sardegna. Sì. Ecco, Infatti... mettiamola già subito su questo piano. Sì, senz'altro. Ma hai già visto tu qualche volta questa mia trasmissione? Sì, l'ho vista a pezzettini, però so già di che si tratta. So che ci sono delle ricette molto buone. E tu oggi ne hai portata una? Sì, ho portato questo, diciamo, il dolce Astori, perché è un dolce di formaggio che comunque chi va in Sardegna almeno una volta riesce a mangiarlo. E sono oggi... Sasseadas. Sasseadas, Sì. ecco, insegnami bene la pronuncia. Sasseadas. Allora prima avevo sbagliato un po'. No, beh, hai tolto una S. Ho tolto una S. Maria, ma quando ti hanno telefonato che a me avrebbe fatto piacere averti qui, di la verità, cosa hai pensato? La De Angelis è diventata matta? No, ho detto subito sì. Davvero? Sì. Che carina. L'ho detto con molto piacere perché mi piaci tu, perché mi piaci come canti, anche se canti di meno di una volta. Sì. Però mi piace la trasmissione. Grazie. Io mi sono trovata a leggere... Oh, adesso dobbiamo già subito lasciare la linea alla regia. Vabbè, ma poi torniamo, perché avevo tanto tempo per chiacchierare. Senti, Maria, io lo chiedo a tutti i miei ospiti. Tu sei la 132esima di questa serie. Chiedo al mio ospite di chiamarmi la pubblicità a modo suo. Posso farlo anche con te? Come no? Allora ti prego, fallo. Allora, un attimo di pubblicità. Grazie. Carissimi, oggi ho il grande piacere di avere vicino a me Maria Carta che ci propone un tipico piatto della Barbagia. Sì, infatti un piatto dei pastori, il piatto barbaricino, e diciamo come si prepara. Certo, sì, intanto diciamo che si chiama Sasseadas, sì, giusto? Sasseadas e appunto si fa col formaggio. Noi usiamo il nostro, chiaramente, il formaggio pecorino dolce, però si tiene qualche giorno perché deve essere leggermente acido. Deve essere morbido, sì, allora, deve essere morbido. Assolutamente morbido. E facciamo per mezzo chilo di farina? Sì, benissimo. Allora parlaci dell'impasto. Ecco, l'impasto si fa l'impasto che voi sapete, le donne di casa lo sanno. Ma facciamo finta che non lo sappiano. Va bene, si fa l'impasto con l'acqua. Mezzo chilo di farina? Mezzo chilo di farina, l'acqua e poi un cucchiaio di strutto e una presina di sale. E poi si impasta e si fa la sfoglia. E si deve lasciare riposare? Si deve lasciare riposare prima di fare la sfoglia. Ed eccola qua pronta. Ed eccola qua pronta. Poi si prende il formaggio, 400 grammi di formaggio per mezzo chilo di farina, per 500 grammi di farina. Si taglia a pezzettini, si mette in un tegame con un quarto di litro di acqua, poi si grattugia mezzo limone, si mette un cucchiaio di semola e a fuoco lento il formaggio si scioglie e si amalgama tutto. Quando diventa quasi una crema, allora si toglie dal fuoco e anche se un po', bisogna fare questi piccoli dischetti, cioè sono delle piccole palline che poi si premono come delle polpettine. E allora si amalgama, si fanno le polpettine, si mettono su un tovagliolo e si lasciano riposare in modo che si asciughino, e si raffreddino. Però è meglio coprirle anche dopo, in modo che il formaggio non si apre, rimangano i dischetti belli solidi. Io so già che questa tua ricetta avrà un successo strepitoso, poi ti telefono e ti dico quante fotocopie abbiamo dovuto Adele e io spedire. Allora poi si prende un tagliapasta, come si chiama? Sì, io ho anche il tagliapasta. Noi in Sardegna la chiamiamo sarodetta. Sarodetta, sì, cioè una cosa dentellata. Ecco, invece c'è anche questo dentellato e si possono fare, ecco così, dei dischetti. Fai dei dischetti? E due. Allora, si toglie, toglie, ecco, il dischetto. Eccolo qua. E poi si mette... Si prende questo, appunto, il formaggio,
Sì. Generalmente i dischetti il formaggio questo ci è venuto un po' troppo... È un po' troppo grande. Le palline un po' troppo grandi. Andrebbero più piccine. Voi che le riduciamo? Beh, che così diamo aspetta che ti prendo, magari non so, un coltello, ne togli un po'. Allora, facciamo perché così. Perché io voglio che tutto sia molto chiaro, perché allora, la tua è una ricetta veramente interessante. Questo si e poi soprattutto una ricetta molto famosa. Io so che quando... Sì, chiunque va in Sardegna mangia senz'altro questo dolce. Però va fatto... Sopra e poi con le dita... Si schiaccia in modo un po' come i ravioli. Come fare dei grossi ravioli. Vanno fritti, vero? Vanno fritti con l'olio molto, molto caldo, con l'olio bollente, però non molto, perché il formaggio basta che si scaldi dentro e poi, essendo già cotto, filerà più del formaggio crudo. Allora l'importante è che cuocia bene la pasta nell'esterno. E poi dopo, una volta pronte, calde, c'è un'altra... Si mette nel piatto e c'è un'altra cosa. Noi in Sardegna abbiamo il miele di corbezzolo, che lo chiamiamo il miele amaro. Dopo cotte si mette il miele amaro, però c'è gente che magari il miele amaro non piace, può mettere il miele dolce, poi chi non piace il miele dolce, lo zucchero. Ecco, Senti, guarda, questa è una ricetta bellissima. Noi evitiamo di friggerla per non farti schizzare tutto, e poi perché ce li ha già preparati. Speriamo che quelli di Viano siano buoni e giusti. Ma saranno buoni senz'altro. Sai Maria, quando io affronto anche la sera qualche ricetta tipica regionale, importante come questa, a volte scateno, l'ho già detto forse qualche giorno fa, ogni tanto chiedo magari scusa perché la cosa la faccio io e non rispetto rigorosamente le regole. In questo caso ecco perché ti ho voluto lasciare andare in dettaglio, perché questa è veramente Ma è una ricetta che vorrebbero tutti, perché in effetti questo è un dolce sardo conosciuto in effetti in tutto il mondo. Però pochi lo fanno così con le regole precise. Voglio precisarlo, è come si fa in Barbagia, perché ci sono anche altri posti in Sardegna, la provincia di Sassari, che non le fanno così. Ogni provincia la fa molto. Io ho voluto scegliere questo dolce appunto del nuorese perché è nato nel nuorese. Ah, è nato, ecco, come tu che adesso ti stai facendo, a parte che la tua cultura sulla Sardegna è illimitata, ma ne parliamo poi a tavola, perché sono tante le cose che voglio chiederti. Un'altra cosa molto bella che tu stai facendo in questo ultimo periodo, addirittura tieni dei corsi sull'antropologia. Sì, all'Università di Bologna tengo i corsi sull'antropologia culturale, dove appunto... Ecco, culturale, ma siccome in questo momento noi dobbiamo parlare di alimentazione... Noi stiamo facendo questo è un fatto gestuale. Questo è un fatto gestuale, un fatto importante. Quanti piatti ci sono in Sardegna di questo tipo, cioè piatti che sono solo in Sardegna e che purtroppo non conosciamo? Tu ne conosci altri? Sai, solo in Sardegna, noi per esempio essendo un mondo contadino ci sono i piatti contadini, dalle fave alle minestre e lenticchie, ai fagioli eccetera, non è questo, è che noi abbiamo poi, e quest'altro piatto sono gli gnocchi sardi, gli gnocchi fatti sardi a mano appunto, che sono piccolissimi, che poi guarda Sì, fai vedere, ecco punto, sì. A questo io punto vorrei fammi far vedere sì. come si fanno gli gnocchetti. Aspetta che tanto io chiudo che poi questa. È facilissimo, allora aspetta. qui, così si fanno gli gnocchetti. Ah, i famosi gnocchetti sardi sono così facili da fare? Sì. Guarda, ma come brava questa donna. Senti, mi fa pensare che tu a casa cucini spessissimo. No, a me mi piace cucinare, solo che poi quando uno mangia si ingrassa. Allora, senti, e poi anche il tempo, magari non hai molto tempo. No, comunque mi piace cucinare per invitare gli amici. Io gli amici li tratto bene quando vengono a casa. Sì. Senti, ne inviti spesso? Non molto spesso, ma quel tanto che basta per stare in mezzo alla... Ecco, questi sono i famosi gnocchi. Ecco, guarda come sono facili. Allora si fa un rotolino così piccino. Si lavora la pasta, poi si arrotola e poi si provare? Prende, vediamo si prende se il tanto che ti serve per fare, ecco. Allora guarda, facciamo così, come un grissino. Così, e poi si fa girare così. Con l'unghia. Ecco, qui non viene bene. Tieni conto che noi lo facciamo con dei pezzi di vetro che sono... frastagliati, cioè ho capito, a righe, in modo che dia la sensazione come il vecchio gnocco che si fa sulla forchetta o sulla grattugia. Ecco i famosi gnocchetti sardi. Senti, l'impasto può andare bene anche... No, l'impasto non ci vuole l'impastato come si fa per le tagliatelle. Ah, ecco, con le uova non ci vuole lo strutto. Non ci vuole lo strutto. Maria, ma con tutto il tuo lavoro, tu hai girato tutto il mondo, tu sei una rappresentante della tua terra in tutto il mondo famosissima. Trovi anche il tempo di cucinare? Io trovo il tempo di cucinare, però penso che nessuno dimentica la propria origine. Io sono nata in una famiglia di contadini, di pastori, e allora eccomi qua, che uso il mio mondo, la mia memoria
anche dal punto di vista, ecco, di cucina anzi proprio come tradizione, per non perdere di vista quello che è la tua cultura. E poi sai, io faccio il canto popolare, di conseguenza sarebbe molto grave per me se dovessi perdere hai ragione. Il mio cordone ombelicale. E gli alimenti più importanti della cucina sarda, e che magari qualche volta fatichi a reperire. Vedi, io continuo a fare gli occhi che mi sto allenando. Quali sono gli alimenti più importanti che magari a New York fatichi a trovare? Beh, a New York c'è lo stesso, perché adesso cioè, ci sono queste esportazioni della Sardegna che raggiungono un po' tutto il mondo. E allora da noi lo sai che c'è la carta da musica, che c'è questo pane, la carta da musica. questo pane biscottato. Come succede a questo? Qual è la magia per la quale la carta da musica riesce ad essere così sottile, croccante, friabile? Ma perché la sfoglia si lavora mettendoci la farina, in modo che una volta appunto lievitato nel forno, la farina che si è usata per lavorare la pasta dà sì che questi dischetti, invece di rimanere piatti, si alzino e si formino come dei palloni. Allora si toglie, si aprono col coltello. Si devono togliere? Si tolgono dopo dal forno, si aprono col coltello, si rimettono al forno per biscottare. E anche questo è il famoso pane dei pastori, perché adesso hanno la macchina, ma allora una li facevano. Venivano dal pascolo una volta ogni 15 giorni per cambiare la biancheria e allora si portavano via questo per portare questa provvista di pane che dura. Allora questo pane non solo dura, ma poi ha anche degli altri vantaggi, è molto buono. Non ingrassa, io penso, perché essendo così sottile... Non ingrassa, però sai che è molto buono. Dai, quando dimmi ci si mette un po' d'olio sopra col sale, è buonissimo. Sì. No, non ingrassa. No. E può rimanere a lungo, vero? Il anche segreto, 2 mesi, anche 2 mesi. È bellissima. Senti, che cosa sono? Perché io ti voglio sfruttare altre particolarità della vostra stupenda cucina, che magari un pochino ignorate, che tu conosci bene, che non vedi tanto spesso. La carta da musica la conosciamo tutti. Sì, ma c'è l'altro rapporto nostro con la cucina è il maialetto e l'agnello cucinato sottoterra. Ecco, però lì è una questione di necessità, perché quando si rubava il bestiame, che si rubava dal vicino l'agnello, e non si poteva mettendolo alla griglia si sarebbe sentito un po' troppo il profumo, e allora si dava la possibilità appunto di cucinare di nascosto sottoterra. Si scava una buca, si riempie di legna, si fa ardere, certo. Dopo che questa buca chiaramente è, come si dice, è calda. È calda, ma c'è un'altra parola che in questo momento non me lo ricordo. Sì, allora da una parte si incarta questo agnello, non si incarta veramente, si riempie, a delle erbe aromatiche. Sì. In questa buca scavata è tolto ormai già incandescente la carbonella, la brace. Allora si mette sottoterra questo agnello crudo o porcetto, poi ci si rifà il fuoco sopra. Ho capito. E allora, cuoce, il profumo non esce. Il profumo sono loro che sanno quando è cotto. Ti dico sinceramente che è molto buono. Senti, ma questa si prepara ancora questo piatto? Sempre con questo modo sottoterra? Non tutti, però lo fanno ancora. E che cosa può essere l'alternativa se uno lo vuole preparare così? Quei forno a legna, forse? Ma il forno a legna comunque penso che sia una cosa che può fare chiunque, si possa basta avere un piccolo giardino. Che bella, bellissima. Senti, la vostra stupenda frutta, la vostra verdura? Ma noi non abbiamo molto, a parte che in Sardegna abbiamo questa grande mancanza di acqua, a parte quest'anno che grazie a Dio ha piovuto un po', però da noi per esempio la frutta non... ci sono le ciliegie, le ciliegie è un culto sardo. Senti, tu... E il vino sardo, l'uva, però l'altro genere di frutta da noi non sempre siamo orgogliosi, ecco, della frutta che abbiamo. Tu mi dicevi prima che hai qualche problema di linea, col passare degli anni devi contenerti un attimino, quando eri bambina mangiavi di tutto, adesso un po' meno, com'è questo? Abbiamo finito? No, velocemente, dimmi come No, niente, con gli anni si ingrassa e poi veramente io non ho mai fatto cure dimagranti. Ma tu sei bellissima, guarda. Beh, forse quando vedo le magre oline mi piacciono, però io non ci dobbiamo posso lasciare ancora la linea alla regia. E allora dobbiamo fare dai, fammi ancora quell'annuncio là di prima, va. Ma non un attimo, adesso la pubblicità. Oh, grazie. Sandrina è qui, eccola. Maria, noi ti abbiamo fatto preparare un'insalata di frutta, intanto che aspettiamo il piatto che hai preparato tu, che di là ci friggono.
E lei è Sandra? Buongiorno. Ciao Sandra. Benvenuta a pranzo con Vilma. Grazie, sono Buon molto appetito. contenta di essere qui. Vuoi un po' di vino? No, no, niente vino. Grazie. Niente vino, porta via i bicchieri che noi ci beviamo solo la nostra acqua minerale. Mi affascina il ricordare il personaggio di questa bambina di 5 anni che già mi risulta cantava. Cantava in Sardegna, cantava per i pastori, cantava nelle chiese. Ce ne vuoi parlare un po' tu? Ma sai, cantare nelle... Beh, io credo che anche quello è stato un fatto esistenziale, perché in effetti io da bambina, quando ero veramente, avevo 8 anni, andavo a lavare al fiume. E allora forse avevo paura dei rumori, dei suoni diversi che si possono sentire d'estate, d'inverno, in primavera. E allora cantavo per difendermi da questa paura. Poi arrivavo al fiume e non vedevo l'ora di mettere i piedi a bagno, perché pensavo, e qui in mezzo non vengono le ombre, di conseguenza nessuno mi fa del male. Cioè diciamo che era questa paura dell'ignoto, paura di qualcosa. Era come una difesa sì, da qualche cosa che non conoscevi. Infatti. È abbastanza tipico, ti devo dire, mentre tu ne parlavi, ho ricordato che succedeva anche a me. Cantavo per tenermi compagnia quando arrivavo in una stanza al buio o in una strada dove non c'era nessuno. Bellissimo. Senti, ma chi è stato il primo a scoprire il tuo talento? Il tuo talento naturale, che poi è andato sviluppandosi in maniera quasi smisurata. Chi è stato il primo ad accorgersi che Maria Carta era questo talento? Ma forse il mio parroco, il mio padrino di battesimo, perché appunto cantando in chiesa lui mi aveva insegnato a cantare la messa in latino. Ecco, cantare la messa poi è anche una cosa, cioè il canto gregoriano, il canto religioso. Noi musicalmente abbiamo questa cultura di canto gregoriano. Sì. Quasi l'80, 70, 80% delle nostre musiche tradizionali antiche sono un canto gregoriano. Canti gregoriani. Allora io sono uscita, appunto, ho incominciato a cantare nelle chiese, prima i canti di Natale, poi il Dies Irae, poi le messe, e così, e poi invece ultimamente, dopo qualche anno, vi ho fatto solo canto popolare, invece adesso canto nelle chiese, nelle cattedrali. Senti, però la tua è stata una ricerca o un caso? Il fatto che tu ti rendi conto che attraverso la tua voce tu sei riuscita a portare fuori dalla tua terra tutti i canti popolari che forse sarebbero scomparsi, non avrebbero avuto un seguito. Ti rendi conto dell'importanza del lavoro che tu hai fatto? E ti chiedo, lo hai fatto istintivamente o poi hai cominciato a ricercare tutto questo bagaglio di brani stupendi che sono la Sardegna? Ma sai, in effetti molte cose nella vita si fanno istintivamente, perché c'è appunto l'inconscio che ti porta a dover fare delle cose invece che delle altre. Io crescendo, ecco, da ragazza, poi mi sono resa conto che poi tutti questi suoni che mi facevano compagnia, che mi allontanavano dai pericoli, dalle ombre, allora non era una cosa solo di aiutarti nel momento di difficoltà, ma forse sotto c'era qualcosa di importante. C'era la cultura della tua terra. Ho avuto questo grande maestro, due in effetti, ed è stato Nataletti e Diego Carpitella. Così sono andata, ho frequentato l'Accademia di Santa Cecilia a Roma, che tu sai che è una nastroteca popolare, una delle più importanti d'Europa. Peccato che non sia aperta a tutti, perché ci sono quasi 40.000 brani di canti popolari italiani di tutti i tipi. Che rimangono lì e che rimangono lì. Allora io appunto, però, siccome stavano lì, e allora ho voluto dare la mia emozione, anche la mia sofferenza, la mia allegria, anche se poi è poca nei nostri canti, perché questi uscisse dall'archivio di memoria e si portasse a tutti. Bellissimo, bellissima cosa hai fatto. Poi, ecco, è arrivata una persona a Roma, mi risulta nel 58, voleva fare un servizio per la televisione e ti ha scoperto, e poi è diventato tuo marito. Il primo marito. Per 20 anni sei stata con quest'uomo ed è stato lui a portarti a Roma e a farti capire che valeva la pena che tu uscissi dalla Sardegna per portare nel mondo tutta questa cultura? Sì, ma in effetti, sai, essendo un uomo di cinema, forse pensava che io, oltre il canto, facessi anche altre cose. Adesso faccio qualche film. Ma allora avevo paura di un mondo diverso, di un mondo che io non conoscevo, e allora non ho voluto mai fare il cinema, quando forse l'avrei potuto fare meglio di adesso. Però adesso sono tranquilla, perché adesso faccio la madre, e allora la madre non succede niente. Senti, tra pochi giorni inizia la settimana di Pasqua e mi risulta che tu sia stata scelta dal Teatro dell'Opera di Roma
per interpretare questi canti bellissimi di Jacopone da Todi, cos'è, il Calvario di Maria? Sì, infatti è il pianto di Maria, è molto bello, e poi appunto canterò anche dei miei brani, cioè lo Stabat Mater, il Vessilla Regis Prodeum, che è molto bello, un canto proprio del Venerdì Santo. Ma non è la prima volta, vero, che tu fai una cosa di questo? No, non è la prima volta. Quasi ogni anno ti coinvolgono. Sì, quasi ogni anno mi coinvolgono, e poi io stranamente, o per Natale o per Pasqua, sono un po' in giro per le chiese in tutto il mondo, perché 3 anni fa ho cantato alla cattedrale di San Patrick il giorno prima di Natale, ed è stata un'esperienza incredibile. E poi 2 anni fa ho fatto San Severino a Parigi, e l'anno scorso ho fatto in Svizzera, a Zurigo, in una chiesa. Però comunque mi rendo conto che poi sono questi suoni di memoria, anche se la lingua non è molto facile. Senti, ma è vero che mi hai portato un piccolissimo brano di una di queste tue esperienze, tra l'altro con Angelo Branduardi, che suona, è fatta per Antendeux? Sì, fatta per la Francia, sì, con Branduardi, che per la prima volta mi accompagna col violino. Che bello! E ce l'ha di là Rossano? Rossano, ci passi questo filmatino? Grazie, siamo ansiosissimi. È in bianco e nero, io avevo paura per questo. Sì. Di questo magico momento. Io penso di interpretare il vostro pensiero ringraziando questa donna fantastica. Senti, un lavoro che tu stai portando in giro in questi ultimi mesi, ho letto le recensioni di questo tuo a piedi scalzi, a piedi nudi verso Dio. Ed è la storia di Santa Teresa. Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce. Santa Teresa e San Giovanni sono stati riformatori dell'ordine dei Carmelitani Scalzi. E allora i Carmelitani, al 400 anni dalla morte di San Giovanni, hanno voluto dare questo omaggio di che questo è un musical grande santo. Un musical. Senti, dopo mi dirai che effetto ti fa essere sempre così. Faccio Santa Teresa. Fai Santa Teresa, essere sempre così mistica. E adesso dobbiamo cedere la linea un attimo alla regia, ma torniamo subito, anche perché dobbiamo gustare sasseadas. Certo. Caspita. Eccole, ma che belle! Tu le conosci, Sandra? Le hai mai mangiate? No, assaggiamo dopo. Le assaggi dopo, sì, te ne lascio una, promesso. Assaggiamole. Sì. Senti, naturalmente vanno gustate con la forchetta e il coltello, perché certo, c'è stato il miele. Altrimenti non... Io subito devo assaggiarne un boccone, poi dopo vado avanti a chiederle un sacco di robe da chiederle ancora. Sono molto buone. Che buone, veramente. Non abbiate timore, vi mando la fotocopia della ricetta, come faccio con i piatti che hanno più successo. Maria, senti, tu, in questi anni che canti, sono usciti 11 LP del tuo lavoro. Adesso, da pochi giorni, c'è un compact.
e mi risulta che questo compact ti emozioni in modo particolare, tu sia felicissima di averlo realizzato. Che differenza c'è tra questo compact e il lavoro di prima? Ma non lo so, perché io non sono mai contenta di quello che faccio, allora vorrei fare sempre, cioè vorrei fare meglio, però quando ho sentito il suono, questa mia voce così limpida, ti dico sinceramente, per la prima volta mi ha dato una grande emozione. E allora sono felice che ci sia questo compact che poi uscirà anche in Francia e penso in quasi tutto il mondo. Vogliamo dire il titolo di questo? Il titolo è Mare, cioè cielo e mare. Rimane in Sardegna come titolo. Senti, e i brani che lo compongono che cosa sono? Dove sono brani che avevi già fatto? Sono cose nuove? Sì, sai, la musica popolare è quella, i brani sono solo che io ho cercato di elaborarli, sono brani elaborati, sono poesie del 7 e dell'800, ci sono anche delle musiche, 2 brani miei con dei testi miei, per esempio le Ninna Nanna e un altro canto su un figlio drogato, che è molto bello. Una Ninna Nanna ha un figlio cresciuto che si chiama Fizumi Usugoro. E sono 18 brani, dove c'è anche il canto gregoriano, c'è questa Ave Maria. Senti, un'altra cosa voglio chiederti, tu hai cantato nella tua lingua sarda, perché la vostra è veramente una lingua, hai cantato in tutto il mondo e diciamo che è una lingua a pochi accessibile, perché non capiamo. Secondo te qual è la magia del successo in tutto il mondo di un canto come il tuo? Ma io credo che la memoria musicale, anche se non capiamo le parole, è sempre musica che ti arriva e ci sono delle cose che si svegliano dentro di noi, dei ricordi, ma forse io credo che io ho questa voce strana, mi rendo conto. È la tua voce che il messaggio... In effetti la mia voce è molto strana. Ma questa tua voce ti esce così naturalmente, la sentivo anche prima, è una voce particolare, unica direi. Ma io sono un mezzo Sei consapevole di questa realtà? Consapevole, però la vorrei diversa. Come la vorresti? Non mi dire, per favore. Adesso per esempio in questo musical che faccio dei brani in italiano, non in sardo chiaramente. Ed è la prima volta? Ed è la prima volta e allora ho le mie paure, le paure ce l'ho sempre, ogni volta che affronto un concerto, ero terrorizzata oggi di venire qui da te. Ma non mi dire davvero? È la mia paura che poi magari diventa una grande presa di coscienza dopo che appunto devo affrontare sia il teatro che la televisione, eccetera. Però questa mia voce forse l'ho sviluppata troppo da bambina. E di conseguenza è cresciuta prima di quello che poi invece, prima della donna. Avevi già questa voce così possente? Sì, avevo un vocione, sì, anche da bambina, sì, è vero. Senti, ma allora è vera questa tua, mi era stato detto, Maria Carta è timidissima, allora è vero, sei timidissima? Nonostante tutto non hai ancora vinto queste tue timidezze? No, non l'ho vinta perché poi non faccio nessuno per cambiare, anche perché forse mi sta bene così come sto. E ti aiuta? Non lo so che cosa finché non mi aiuta forse, non mi aiuta perché io da sola quasi mai vado in un bar. Ah sì? Senti, ma chi è stato la prima persona che ti ha spinto su un palcoscenico a cantare? Il tuo ex marito forse? No, in effetti io la chiesa l'ho vista sempre, cantare da sola la messa l'ho vista sempre in effetti come un palcoscenico. Ah sì? E poi in piazza, io a 15 anni già cantavo nelle piazze con gli uomini, allora io ero coccolata perché in Sardegna era la cultura, la musica era appannaggio degli uomini, allora questa bambina, ragazzina giovanissima, poi avevo paura di non crescere, ah, sì. Ero piccolissima, avevo le trecce lunghe. Tuo figlio Davide, che dice di questa sua mamma? Ma penso che Davide sia orgoglioso, come io sono orgogliosa di avere un figlio come lui, mi ama molto. E poi ecco la cosa che mi piace di Davide e non finge perché ha 11 anni, non si finge. Lui ama i miei canti più difficili, per esempio. Ah, sì? Lui ama molto il Diesire, l'Ave Maria, non è che vuole le cose semplici. No. Abbiamo finito, oh che tristezza, abbiamo già finito, vabbè, lo prevedevo. Ho un piccolo omaggio per una grande donna, proprio piccolo, che il nostro... Enorme grazie per essere stata qui oggi con noi. Oh, bello, invece sono felice. E il nostro piatto? Ecco, e io ti devo dare il mio, che questo è appunto il compact. Grazie, graditissimo. Allora lo faccio vedere subito a Stefano, vediamo, ecco, così, bellissimo, così me lo ascolto, col mio compact nuovo, che ho il mio CD nuovo per sentire la musica in modo perfetto. Grazie Maria. Grazie a te dell'invito e sono veramente felice di essere venuta qui da te. Anche noi, tantissimo. Credo di interpretare il vostro pensiero, ringraziando e poi darò anche un bacio
a Maria Carta per essere stata con noi oggi. Io vi do i miei appuntamenti velocissimi. Alle 17 questa sera, Sale Pepe Fantasia. E domani a pranzo qui con un nuovo ospite. Maria, fammi un favore, con la tua stupenda voce, saluta i miei amici. Allora, io vi saluto di cuore a tutti, vi ringrazio, però io devo fare anche un ringraziamento particolare al datore delle luci e a tutti i tecnici perché mi avete coccolato e forse mi avete fatto grazie. Sei bellissima, ciao!